Oltre 100 poliziotti hanno eseguito dalle prime ore del mattino una maxi operazione antidroga nel cuore di Venezia. Le indagini, durate un anno, sono state condotte dai poliziotti della squadra mobile e dirette dalla Procura distrettuale antimafia e hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un gruppo organizzato che gestiva il traffico e lo spaccio di cocaina destinata al centro storico lagunare. Un livello organizzativo tale da consentire, in termini di capacità, di piazzare sul mercato veneziano all'incirca 2 kg di cocaina al mese. 13 le persone arrestate, 3 non ancora rintracciate, tutte di origine albanese, tra cui molte lavoravano nel centro storico, sfruttando la copertura di un normale impiego per potersi muovere liberamente, trasportando la droga anche con i barchini per consegnarla nei luoghi prestabiliti o a domicilio. Molto abili nell'aver blindato le comunicazioni tra di loro, ecco perché gli agenti sono tornati a utilizzare il classico metodo di indagine. A un certo punto le attività, quelle tecniche, non hanno consentito di acquisire ulteriori elementi di indagine, per cui siamo dovuti ricorrere alla vecchia maniera, al pedinamento e all'osservazione, che comunque hanno dato degli ottimi risultati. In tutto sono stati sequestrati 3 kg di cocaina pura all'80% e 1,5 kg di marijuana. I clienti ricoprono ogni fascia d'età e le professioni più diverse. Delle 16 persone per le quali sono state emesse le ordinanze, a 9 viene contestata l'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La rete di soggetti avrebbe una struttura solida, piramidale e organizzata, suddivisa per compiti e 3 livelli. Era rappresentata da una base più ampia che è costituita essenzialmente da soggetti che sono spacciatori di piccolo cabotaggio e anche assuntori nello stesso tempo. Un livello intermedio che rappresenta il trade union tra il vertice e la base, e quindi qui la considerazione importante in termini di comunicativi, cioè il livello superiore non dialoga mai e non comunica con la base della piramide, e al vertice troviamo persone di un certo livello, un certo spessore, di notevole spessore,